Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'inchiesta della DDA di Catanzaro ha messo in luce il perverso sistema degli appalti pubblici, la debolezza della politica e la preoccupante pervasività della criminalità organizzata. Dalle carte dell'inchiesta il ruolo dei clan nella realizzazione di Piazza Bilotti, l'assoggettamento di Barbieri e l'accoscamento di Cetraro. Il presidente Mario Oliverio ha iniziato lo sciopero della fame contro le accuse che definisce infamanti. Intanto i legali hanno presentato il ricorso al Tribunale del riesame. Discussione in Consiglio Comunale della petizione del Comitato Nometro Chiuto. Questa è un'opera finanziata e appaltata dalla Regione. C'è il tentativo di ritardare l'azione politica della mia amministrazione. Il ministro Toninelli annuncia l'emendamento atteso dai precari e intanto la Conferenza Episcopale Calabra interviene sull'avvertenza degli LSU e delle PIU. Non si possono perdere altri posti di lavoro. Tragico incidente stradale sulla statale 280 nei pressi di Lamezia Terme. Ha perso la vita un 28enne. Il Catanzaro impatta a Matera per 1-1. La squadra di Auteri avrebbe meritato di più in virtù di una gara condotta sempre in attacco. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la cronaca in apertura, il perverso sistema degli appalti pubblici messo in luce dall'inchiesta della DDA di Catanzaro Lande Desolate. Dalle indagini emerge la debolezza della politica e la pervasività della criminalità organizzata. La landa desolata per antonomasia è l'aviosuperficie di Scalea, l'emblema delle cattedrali nel deserto calabresi, opere più immaginarie che concrete che servono soltanto a sperperare soldi pubblici o peggio ancora, a dirottarli nelle mani sbagliate. Il nome dell'inchiesta sugli appalti di Scalea e Lorica, coordinata dalla Procura Antimafia di Catanzaro, è estrapolato proprio dalle intercettazioni captate dagli investigatori. L'aviosuperficie e la landa desolata da inaugurare come se fosse stata quasi completata per gettare fumo negli occhi e ottenere nuovi fondi. Gli impianti sciistici di Lorica, un altro pozzo da cui attingere denaro pubblico, certificando come realizzate opere ancora da costruire, con la complicità di funzionari interessati a ottenere, secondo le carte dell'indagine, un tornaconto personale. C'è un dare avere, l'imprenditore ha avuto e poi ha dato soprattutto ai dirigenti regionali. Affari milionari che avrebbero potuto attrarre l'attenzione e l'interesse di una miriade di aziende, ma che sono finiti nel mirino della sola ditta Barbieri. Quella è stata una spia eloquente, il fatto che ci sia una sola impresa a partecipare significa che le altre non hanno potuto partecipare. La nostra ipotesi è che la mancata partecipazione di altre imprese sia stata determinata dal fatto che tutti sapevano che l'impresa Barbieri era francomutuo. Per anni la neve ha continuato a scendere sul paesaggio montano di Lorica, svuotato di risorse senza un impianto adeguato, e quando finalmente è stato possibile realizzarlo, nell'iter della costruzione si è insinuato il cancro che distrugge sogni e l'economia dei calabresi. Mi pare normale che un comprensorio come quello di Lorica, che è un gioiello, ha avuto un'assenza di infrastrutture che potevano essere il volano per un'imprenditoria migliore, una Calabria migliore, invece veramente per una fretta predatoria non si è concluso quello che avrebbe dato vitalità a tutto il territorio. E dalle carte dell'inchiesta emerge anche l'accordo tra i clan per non disturbare il cantiere di Barbieri a Piazza Bilotti, in quanto lo stesso, scrivono gli inquirenti, era di competenza del clan Muto. E così si scopre che i lavori per la costruzione di Piazza Bilotti non potevano essere in alcun modo ostacolati dai gruppi criminali, perché, come si evince dalle carte dell'inchiesta, la ditta aggiudicataria godeva di quello che i magistrati hanno chiamato ombrello protettivo del clan Muto.
una specie di scudo che si manifesta in modo ancora più eclatante nel 2016, nel momento in cui riprendono le pressioni estorsive del clan dei Cosentini sul cantiere di Piazza Bilotti, pretendendo il pizzo sui lavori. Gli investigatori seguono, annotano, filmano e il 5 gennaio del 2016 Barbieri, accompagnato da Giorgio Morabito, elemento di collegamento con i clan Reggini, dei Bagalà e dei Piromalli, e da un rappresentante del clan Muto, si incontra a Cosenza con gli esponenti dei clan cittadini. Dopo una lunga e articolata discussione, Barbieri e i suoi accompagnatori riescono a spuntare un accordo che lo stesso imprenditore ritiene vantaggioso rispetto alle normali percentuali della cosiddetta tassa ambientale. Tutto a posto? Beh, fino a un certo punto, perché le cose si complicano nel momento in cui gli appetiti delle cosche cosentine riprendono vigore. Viene messo in discussione l'accordo precedentemente raggiunto. Tutto da rifare, le trattative fra i clan riprendono, gli incontri si intensificano, emissari del gruppo criminale Reggino si recano a chiedere informazioni su ciò che sta accadendo direttamente a Franco Muto, essendo lo stesso, a giudizio degli inquirenti, il referente criminale dell'appalto. Le cose cambiano ancora perché viene ribadito che il gruppo Barbieri a Cosenza non deve niente a nessuno. L'accordo, insomma, deve essere mantenuto, altrimenti lo stesso Barbieri si dice pronto a denunciare i clan cosentini per eventuali richieste estorsive. La storia finisce qui, ma il marcio che insiste nelle pagine dell'ordinanza è nauseabondo e restituisce un sottobosco criminale che vede imprenditoria e mafia uniti nel perseguimento dell'obiettivo, l'affare e quindi il denaro, tanto denaro. È iniziato lo sciopero della fame. Il presidente della regione Mario Oliverio per protestare contro le accuse che definisce infamanti. Intanto i legali hanno depositato il ricorso al Tribunale del Riesame. Giovedì 20 dicembre alle 15 è stato fissato l'interrogatorio di garanzia per il governatore, da ieri sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Si alimenta solo con acqua. Mario Oliverio, il presidente della regione Calabria, ha cominciato lo sciopero della fame, così come annunciato ieri una protesta la sua contro accuse che definisce infamanti. Un procedimento di accuse che respingo a 360 gradi. Il governatore, indagato nell'ambito dell'operazione Landa Desolata, sottoposto all'obbligo di dimora, in sostanza non può allontanarsi da San Giovanni in Fiore, dove ha la residenza. Ai nostri microfoni precisa: questa gara per un'opera pubblica, quella dell'impianto di Lorica, che è oggetto di questo procedimento giudiziario, è stata fatta prima che io arrivassi alla guida della regione, e non dalla regione ma da un comune. Anche successivamente i finanziamenti che sono stati accordati sono stati finalizzati al completamento dell'opera in una fase nella quale l'impresa era stata oggetto di provvedimenti interdittivi da parte della Procura e quindi con una interlocuzione con un amministratore nominato dalla Procura per portare a compimento l'opera. Ho apprezzato l'atteggiamento della Procura, che proprio per portare a compimento l'opera in quel momento ha nominato un amministratore giudiziario che ha interloquito con gli uffici della regione, punto. Con l'imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri, finito in manette nell'ambito dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro in materia di appalti pubblici, quali erano i rapporti? Ho conosciuto Barbieri in occasione di un sopralluogo che ho fatto sull'impianto, quando ero preoccupato che i lavori andassero a buon fine. Era stato fatto un tratto dell'opera, una fase dei lavori era stata realizzata, ma non lo conoscevo prima e non l'ho visto dopo. Il legale del presidente, l'avvocato Enzo Belvedere, fa sapere di avere già depositato il ricorso al Tribunale della Libertà. Ora si resta in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Il governatore deve rispondere di abuso d'ufficio.
E abbiamo approfittato della presenza in Calabria di Paolo Ferrero, già segretario nazionale di Rifondazione Comunista, per chiedergli un commento proprio sul ciclone giudiziario che ha investito la politica calabrese e sul futuro della sinistra. Si trova in Calabria in un momento in cui questa regione è nella bufera. Che idea si fa? Ma che la grossa bufera è la disoccupazione, l'assenza di posti di lavoro, la distruzione della sanità, anche ieri gli LSU che giustamente chiedevano di avere. Questo è il vero problema della Calabria. Dentro questo c'è questa bufera giudiziaria e io spero che la cosa che venga fatta è che la magistratura faccia il più rapidamente possibile chiarezza, perché bisogna sapere se ci sono dei delinquenti a governare la regione oppure no, e nel caso in cui sì si va dalle elezioni, ma questo va fatto appurando rapidamente le responsabilità. L'orizzonte della sinistra oggi è possibile intravederlo o no? Noi stiamo lavorando con Luigi De Magistris, con le altre forze di sinistra, per costruire una lista unitaria per le elezioni europee, perché c'è bisogno di cambiare in Europa le politiche economiche. Bisogna che il più grande continente del mondo, come l'Europa, il più ricco, faccia delle politiche per l'occupazione, per la riconversione dell'ambiente, per la difesa del welfare, e quindi stiamo lavorando a costruire l'unità della sinistra vera, diciamo, non quella col PD. Discussione in Consiglio Comunale della petizione del Comitato Nometro. Il sindaco Chiuto ha detto che questa è un'opera finanziata e appaltata dalla Regione. Poi, riferendosi all'inchiesta della DDA Lande Desolate, ha detto c'è il tentativo di ritardare l'azione politica della mia amministrazione. La petizione presentata dal Comitato Nometro approda in Consiglio Comunale l'indomani del terremoto giudiziario che ha investito la Regione. Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, dopo aver ascoltato le ragioni del Comitato, fa un riferimento all'inchiesta Lande Desolate della DDA di Catanzaro. Non escludo, dice, che quello che è emerso dall'inchiesta sia stato fatto anche per altre opere pubbliche e che si vogliano rallentare i lavori. Il sindaco parte dalla metrotranvia. Sono stato il primo, dice, a mettere in discussione quest'opera e non è escluso, aggiunge, che sia stato sfiduciato proprio per questo. Occhiuto ricorda poi che quando venne rieletto il progetto era già stato approvato. È un'opera appaltata e finanziata dalla Regione Calabria, sottolinea, non è un'opera del Comune di Cosenza. Per il sindaco ci sono ritardi evidenti per screditare la sua amministrazione. Ho diffidato alla Regione Calabria, dice, sono pronto a farlo nuovamente. Se i miei punti non verranno rispettati, bloccherò i cantieri. Poi, aggiunge, non voglio fare lo sciacallo, ma su Piazza Bilotti era evidente che ci avevano bloccati i lavori. C'è il tentativo, sottolinea poi, di ritardare l'azione politica della mia amministrazione. Il Consiglio, al termine della seduta, ha votato un documento in cui si dà al sindaco il potere di verificare se esistano le condizioni per la riapertura di almeno una corsia su Viale Mancini fino alla realizzazione della strada alternativa. Il ministro Toninelli ha chiuso a Gioia Tauro la sua 2 giorni calabrese. Prima la visita sui cantieri della 2 del Mediterraneo e poi l'arrivo al porto di Gioia Tauro. Conclude qui la sua 2 giorni calabrese il ministro per le infrastrutture e i trasporti Danilo Toninelli, dove ad attenderlo sventola sulla nave Diciotti la bandiera del tricolore. Parla di gravi carenze il ministro, che dice che questa regione non ha le infrastrutture minime che servono ai cittadini. Qui c'è bisogno di maggiore rispetto della legalità, dell'utilizzo dei fondi pubblici, visto che ho registrato forme di spreco che causano ritardi ai lavori di strade, autostrade e ponti. Se noi portiamo legalità significa che utilizziamo meglio i soldi che già ci sono e questo significa che li possiamo spendere meglio. Lo faremo nel porto di Gioia Tauro, lo faremo negli aeroporti, le faremo nelle strade e nelle autostrade. Ho visitato tantissimi cantieri con ANAS, alcuni di quelli stanno andando avanti bene, altri magari un po' meno. Tornerò a febbraio per fare il punto della situazione. Tornerò, questa è la promessa dell'esponente del governo pentastellato, che dopo essersi recato a visitare i lavori del gateway ferroviario in fase di completamento all'interno dell'area doganale del porto, si è recato sulla banchina di Ponente dove era ormeggiata la nave Diciotti. Il porto, ha detto ancora Toninelli, registra un'ulteriore negatività del 6%, occorre una svolta. Nella convenzione che è stata stipulata c'erano degli impegni
seppur di principio, di investimenti che non sono stati fatti. Abbiamo incontrato questi interlocutori proprio la settimana scorsa, abbiamo dato un ultimatum, un mese. In questo mese ci devono dare delle risposte chiare. Se non ci venissero date delle risposte chiare in termini di investimenti, significa che dovremmo intervenire come intervenire con una revoca graduale delle concessioni, non c'è alternativa. Abbiamo già investitori che bussano alla porta del governo, se quelli che già ci sono hanno le concessioni non vogliono rispettare gli investimenti promessi, evidentemente revocandoli gradualmente li daremo ad altri e penso che rilanceremo il porto di Gioia Tauro. La conferenza episcopale calabra interviene sull'avvertenza degli LSU e delle PIU e intanto il ministro Toninelli annuncia l'emendamento atteso dai precari. Solo ieri la protesta sotto la pioggia incessante, l'ennesima dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità allo svincolo di Cosenza Nord della 2 a Villa San Giovanni. 4.500 lavoratori in tutta la regione, padri e madri di famiglia, precari da più di 20 anni che rischiano dal 1° gennaio di ritrovarsi senza quel lavoro e quel sussidio che consente loro di sopravvivere. Nonostante la disperazione e i disagi, dal governo nessuna risposta, tanto che CGIL, CISL e UIL hanno deciso di spostare la manifestazione a Roma, appuntamento nella capitale giovedì prossimo e al contempo stato di agitazione nei comuni, municipi che non potrebbero garantire i servizi senza gli LSU e le PIU. Oggi è la Chiesa a schierarsi con i precari con un documento della Conferenza Episcopale Calabra firmato dall'Arcivescovo Metropolita di Catanzaro Squillace Vincenzo Bertolone, in cui si evidenzia che le chiese particolari di Calabria auspicano un'immediata ripresa del confronto per la costruzione di prospettive capaci di restituire serenità e prospettive a famiglie e comunità oggi duramente segnate dai timori di nuove inattese sventure occupazionali. Intanto il ministro Toninelli, che ha incontrato i sindacati oggi a Reggio, ha preannunciato l'emendamento atteso. Speriamo che alle parole seguano i fatti. Lo SPRAR continuerà ad esistere ma cambia nome. Il dossier del Ministero dell'Interno risponde alle critiche del decreto sicurezza. Non si chiameranno più SPRAR, ma SIPROIMI, che è l'acronimo di Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. Fatto sta che gli SPRAR, o come dir si voglia, continueranno ad esistere, solo che saranno regolati da nuove norme sui migranti contenute nel decreto sicurezza. Restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura, per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio paese. Insomma, continua comunque ad essere tutelato chi versa in una condizione di particolare esigenza umanitaria. Lo riporta il dossier del Viminale, rispondendo ai rilievi mossi contro la norma. Dunque la protezione umanitaria non è assolutamente abolita, anzi continua ad esistere, ma viene ora concessa in presenza di circostanze ben definite. Secondo il documento, l'ampia discrezionalità insieme ad un'interpretazione estensiva della giurisprudenza aveva portato ad un'applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica della tutela, determinando così una situazione paradossale, un altissimo numero di permessi di soggiorno per cosiddetti motivi umanitari comprensivi delle più svariate ipotesi che comunque non hanno portato all'inclusione sociale e lavorativa dello straniero. Il sistema SPRAR dunque resta ma verrà ottimizzato, confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti nei progetti. Sono 877 quelli finanziati per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27.000 persone accolte. Le attività di integrazione e di inclusione sociale saranno riservate ai beneficiari di protezione internazionale, ma sono state individuate anche alcune categorie di stranieri che in ragione delle specifiche necessità vi possono comunque accedere. Per esempio chi deve essere sottoposto ad urgenti e indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi non può più rientrare nel proprio paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione.
Le modifiche introdotte, fa sapere ancora il Viminale, sono in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti per evitare che l'accesso indiscriminato crei oneri gravosi a carico dello Stato. Vibo ultima in Italia per qualità della vita. Il presidente della provincia ai nostri microfoni dice: colpa della politica del passato. Ultima, ancora una volta ultima, anche per il Sole 24 Ore, dopo che era stato certificato da Italia Oggi. Vibo Valencia conquista un primato negativo e per la quarta volta finisce in coda alla classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. È la provincia dove si vive peggio, secondo i 42 indicatori presi in esame dal principale quotidiano economico italiano. Il territorio si mostrerà sopraffatto, senza più la forza di reagire, rassegnato. Il presidente della provincia, Salvatore Solano, da poco eletto, prova a cercare stimoli utili ad invertire la tendenza, ma non nasconde le colpe, le troppe colpe commesse dalla politica. Purtroppo sono indici che ci collocano in questa posizione, è inutile nasconderlo, sono dei problemi che purtroppo ci portiamo dietro. Io ritengo che la politica ci ha messo molto in questo per danneggiare, tra virgolette, anche questo territorio. Io non nascondo che sono rammaricato perché negli anni sono state fatte delle scelte politiche sbagliate e oggi, se la provincia sta soffrendo, è perché questo territorio non ha avuto quella dignità che la politica doveva garantire. Eppure la soluzione c'è. Noi siamo cittadini di una straordinaria zona, la cosiddetta Costa degli Dei, che è la terza bellezza dell'universo, viene quantomeno considerata come la terza bellezza dell'universo. Il turismo sicuramente ha bisogno di maggiori servizi, di una maggiore qualità, ma ciò non significa che ad oggi queste potenzialità non ci sono e dobbiamo valorizzarle. La provincia sta cercando di parlare con tutti, con gli imprenditori turistici, con le associazioni di categoria, con i sindacati, con i professionisti, perché dobbiamo creare una sorta di sinergia, dobbiamo risollevare questo territorio partendo appunto da quelle forze sane che il territorio esprime e da qui solo si può costruire una nuova idea di territorio e una nuova idea di sviluppo. 4 lavoratori in nero sono stati trovati durante un controllo nell'azienda del presidente di Confindustria Vibo Valencia, tra loro anche un immigrato già destinatario di un ordine di carcerazione sospeso dalla Procura di Verona. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Un 28enne ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 280 dei Due Mari. La persona deceduta era a bordo di un'auto che per cause in corso d'accertamento si è scontrata con un furgone. L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Lamezia Terme nel territorio di Settingiano. La vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e il corpo è finito sull'altra corsia di Mercia. Sul luogo soccorsi e polizia stradale. 4 auto sono state interessate da un incendio questa notte a Badolato Marina nel Catanzarese. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, danneggiato lo stabile adiacente al rogo, in corso accertamenti sull'origine delle fiamme. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Un 42enne di etnia rom è stato denunciato dalla polizia alla Lamezia Terme per smaltimento illecito di rifiuti ferrosi. In 7 sono stati sorpresi dagli agenti. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria, aveva la disponibilità del terreno formalmente intestato alla moglie. L'area è stata sequestrata. I carabinieri forestali di Crotone hanno scoperto un fabbricato abusivo realizzato in una zona agricola di Sola Caporizzuto. A fare seguire i lavori sarebbe stata una 72enne. Il manufatto è stato sequestrato. Adesso le immagini di un presepe davvero originale a Stalettì, nel Catanzarese. Ci troviamo a Stalettì per la prima edizione del Natale da Mare, con la massima attrazione che è rappresentata dal presepe di sculture di sabbia. È un presepe che ideato, più che ideato, pensato e voluto da me, con la fortuna di essere riuscito a ingaggiare, penso, le massime espressioni artistiche in questo settore, a partire dal maestro Sergio Ramirez, spagnolo, riconosciuto a livello mondiale per le sue opere in oltre 20 paesi in tutti i continenti. Abbiamo avuto anche
l'altra spagnola, la signora Cuesta, che ha fatto l'apparizione dell'angelo, e successivamente 2 grandi veramente artisti, come si può vedere dalle immagini, Nicolai che ha scolpito i Re Magi e Emelianenko che ha scolpito la Trinità. Questi ultimi 2 personaggi, tra l'altro, sono stati anche di supporto al lavoro fatto a Piazza San Pietro con altri colleghi che fanno parte sempre della stessa equipe capitanata da Sergio Ramirez, per cui penso che effettivamente quest'anno eravamo sì alla prima edizione, eravamo un po' giovani, novelli in questo settore, ma abbiamo avuto la fortuna di trovare il meglio sul mercato internazionale. Siamo allo sport, parliamo di calcio, il Catanzaro impatta Matera, risultato 1-1. Gaetano Euteri torna a Matera, incassa applausi da quello che è stato il suo pubblico per diversi anni e porta via un solo punto al termine di una partita bella giocata su un campo pesantissimo. I padroni di casa sorprendono il Catanzaro nella prima fase culminata con il vantaggio siglato da Ricci, bravo a superare il Furlan con una bella conclusione di destro. I giallorossi rischiano ancora su un'altra incursione dello scatenato centrocampista, servito da Triarico, ma rispondono prima della mezz'ora con la rete di Dursi, imbeccato da Statella con un cross ben calibrato. La partita resta vivace, il Catanzaro attacca e si espone al contropiede dei padroni di casa. Poi, nel finale di tempo, la giocata più bella del match, sull'assist di Canutè, il tentativo da scorpione di Celiento, che scheggia il palo. Sarebbe stato un gol da cineteca. Ritmi più lenti nella ripresa, la stanchezza e il fango rendono tutto più difficile, poche occasioni e una recriminazione per i giallorossi che chiedono un calcio di rigore per la trattenuta di Auriletto ai danni di Riggio. Adesso le previsioni del tempo. La perturbazione atlantica responsabile del maltempo anche intenso sulle Tirreniche nelle scorse ore va allontanandosi verso est, lasciando spazio all'ingresso di correnti di matrice settentrionale, più fredde ma più secche. C'è da attendersi quindi un deciso miglioramento delle condizioni meteo. Diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, freddo al mattino con possibili gelate nelle zone interne. Analizziamo lo stato di mari e venti, domani venti deboli o localmente calmi, con moto ondoso in attenuazione. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.